Ben ritrovati dalla redazione. Una rivolta è scoppiata all'interno del carcere del Coroneo di Trieste. All'esterno della struttura sita in via Coroneo si sono cominciate ieri sera a sentire le urla dei detenuti che hanno cominciato a lanciare oggetti per strada e a esporre tessuti in fiamme fuori dalle finestre. Sul posto Polizia di Stato, Carabinieri, Esercito e Vigili del Fuoco. Le forze dell'ordine hanno bloccato via del Coroneo e per ragioni di sicurezza tutte le vie limitrofe. Hanno allontanato anche tutti i cittadini presenti in strada in quel momento, creando una zona off limits delimitata da 2 mezzi blindati. C'è stata una interlocuzione tra gli agenti in strada e i detenuti. Siamo trattati come animali, si sentiva gridare, dormiamo per terra e con le cimici. Il responsabile del carcere della Camera Penale, Enrico Miscia, e la garante per i detenuti, Elisabetta Burla, sono entrati per tentare una mediazione. Le forze dell'ordine in tenuta antisommossa hanno fatto irruzione all'interno della struttura. Stando a quanto si è preso, ci sono stati scontri tra agenti e detenuti. Gli agenti hanno lanciato dei lacrimogeni per tentare di reprimere la sommossa. La situazione a metà serata era tutt'altro che placata, era diventata ancora più tesa, i detenuti barricati all'interno di un piano basso della struttura con intento di non lasciare entrare nessuno. La mobilitazione è continuata durante la notte. A mezzanotte si contavano almeno 6 feriti soccorsi dall'ambulanza di Asuggi, di cui 4 con malori, 1 con un'intossicazione dovuta all'esalazione di fumo e 2 carcerati cardiopatici trasferiti fuori dal carcere per sicurezza. Asuggi si è mobilitata attivando il piano interno per le maxi emergenze per gestire la possibile affluenza straordinaria di feriti. Sono state messe in campo, si legge in una nota, 10 ambulanze e 2 automediche con tutto il personale sanitario che si è reso disponibile fin da subito e fino al rientro della maxi emergenza, che è rientrata intorno alle 23:10 con l'accettazione della mediazione da parte dei carcerati. Per tutta la notte un'ambulanza è rimasta fuori dal carcere di via Coroneo per assicurare assistenza sanitaria ai carcerati in caso di ulteriore bisogno. Staranzano, la sua vita è appesa ad un filo, ma la speranza, per quanto messa a dura prova, non abbandona i propri cari e quanti hanno avuto la fortuna di averlo conosciuto. Rimane in condizioni grave e critiche Doriano Pizzin, lo staranzanese di 69 anni, farmacista in pensione, caduto mercoledì nel primo pomeriggio dal balcone della vicina di casa. Al Mimit, alla presenza del ministro Urso, è stato ratificato l'accordo quadro che declina i tempi di attuazione del processo di reindustrializzazione dello stabilimento Wärtsilä di Bagnoli della Rosandra. L'accordo sindacale era stato sottoscritto il 6 luglio scorso dalle organizzazioni sindacali Confindustria, Wärtsilä Italia e MSC Film Wim e le RSU. Nuova rotta Trieste-Bucarest di Wizz Air. Il collegamento per la capitale della Romania sarà operativo a partire dal 29 ottobre 2024 nei giorni di martedì e sabato, con arrivo da Bucarest alle 14:55, partenza da Trieste alle 15:30. I voli saranno effettuati con aeromobili Airbus A321 da 230 posti a bordo. I biglietti per la nuova tratta sono acquistabili sul sito e app della compagnia a partire da 39,99 euro sola andata per la tariffa regular. Wizz Air, terzo vettore low cost europeo per volume di traffico, vola già a Trieste Airport, assicurando i collegamenti bisettimanali con Tirana dal luglio 2023. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche per la giornata. Su pianura e costa, cielo da sereno a poco nuvoloso con caldo afoso, in montagna da poco nuvoloso variabile. Dal pomeriggio probabili temporali in montagna, possibili in pianura, non del tutto esclusi in serata anche sulla costa, possibile qualche temporale forte. Temperature minime in pianura fra 22 e 25, le massime fra 32 e 35 gradi, sulla costa minime fra 25 e 27, le massime fra 30 e 32 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione, grazie per averci seguito. A più tardi.